Ciao, oggi ti porto in un'escursione perfetta in questo periodo. Ci troviamo ad Osoppo, dove si estende una delle aree naturali più interessanti in regione. Il giro ad anello che farò io è bello lungo, ma nel corso del video vi darò qualche altra alternativa, diciamo, per cui vi ricordo che in descrizione trovate il link alla traccia GPS del giro, mentre in fondo al video avete anche una panoramica con tutti i dettagli come chilometri e tempistiche nel videino riassuntivo di Relive. Per cui partiamo, lascia l'auto nel parcheggio adiacente al Parco del Rivellino, un'ampia zona prativa che vedete qui intorno a me, utilizzata per manifestazioni e attività di svago. E percorrendo il sentiero CAI 720 ci si avvicina alle pendici settentrionali del colle di Osoppo. Peraltro, se si alza lo sguardo si riesce già ad intravedere la bandiera o comunque la parte sommitale del forte che presto raggiungeremo. Peraltro il dislivello positivo dell'escursione è praticamente tutto in questo tratto iniziale. Il forte di Osoppo è un'importante testimonianza storica e culturale del Friuli collinare. Qui ci fu un antico insediamento celtico, ma la costruzione delle fortificazioni ebbe inizio alla fine del Medioevo. Nel Novecento il forte venne inserito nel sistema difensivo dell'Alto Tagliamento, modificandone la struttura con gallerie e camminamenti. Nel 1923 venne dichiarato monumento nazionale e nel 1951 venne smilitarizzato, avviando una nuova fase della sua vita come luogo di eventi culturali. Peraltro c'è anche un baretto, una piccola area giochi per i bambini se siete interessati, oltre al fatto che ci potete arrivare tranquillamente in macchina senza fare la fatica che ho fatto io. Oggi il forte appunto è visitabile e offre spettacolari panorami sul tagliamento e sulla pianura circostante. Ti consiglio di portare anche una torcia in modo da esplorare le gallerie accessibili. L'escursione, volendo, potrebbe già chiudersi al forte, ma io proseguirò scendendo appunto dal colle ed entrando in quella che è l'area chiamata Campi di Osoppo. Ci si trova appunto in mezzo a prati stabili delimitati da siepi e boschetti. Si sale quindi sul colle di San Rocco con la piccola chiesetta e i resti di un eremo risalenti al 500, c'è una bella scalinata da fare e anche da qui ovviamente possiamo godere di interessanti scorci panoramici. Una volta scesi dal colle ci addentriamo nuovamente nell'area dei prati stabili che in primavera sono all'apice del loro splendore, essendo ricchi di orchidee segnalate anche da cartelli esplicativi. In quest'area le orchidee spontanee sono oltre 30, possono essere ammirate in genere tra aprile e giugno a seconda delle specie e sono valse al comune di Osoppo l'appellativo di Paese delle Orchidee. Da questo incrocio che vedete alle mie spalle potete scegliere se rientrare direttamente all'auto o continuare ancora il giro come farò io. Peraltro potete anche parcheggiare, qui vedete appunto dovreste vedere delle auto appunto parcheggiate ed esplorare semplicemente quest'area se siete interessati alla fioritura primaverile. Piccola aggiunta che durante l'escursione ho dato per scontata, ma mi sono resa conto che è importante. Tutte le orchidee sono protette, quindi non vanno assolutamente raccolte. Aggiungo anche che ci sono norme che limitano anche la raccolta di altre specie piuttosto comuni. In realtà, per esempio, in Friuli il silene o sclupite in friulano si può raccogliere fino a un massimo di 3 kg, mentre l'aglio orsino fino a un massimo di 1 chilo. In ogni caso, comunque, è sempre meglio lasciare intatta la natura per dare modo di godere della sua bellezza anche a chi viene dopo di noi. E adesso torniamo al video. Andiamo quindi verso l'area delle sorgive di Bars. Qui il paesaggio cambia e dai prati si passa ad una vegetazione un pochino più boschiva. In questa zona, peraltro, durante la Seconda Guerra Mondiale era stato costruito un campo d'aviazione e ancora oggi sono in parte visibili i segni delle piste e delle piazzole di sosta, come questa che vedete qui dietro a me, appunto, e qui c'è anche il cartello informativo se volete. Iniziamo quindi a scorgere l'acqua che risorge dalle ghiaie della piana e dà vita a una serie di rii e ruscelli intricati dalle acque purissime. Questi ruscelli si uniscono mano a mano dando vita a un corso d'acqua un pochino più importante chiamato Rio Mulino del Cucco, le cui acque vengono utilizzate da un allevamento ittico.
Una volta arrivati all'allevamento in questione, rientriamo verso l'auto attraverso una comoda pista praticamente tutta dritta. Anche qui in realtà c'è la possibilità di lasciare l'auto, qui infatti vedete anche dei tavolini, sarebbero proprietà privata, ma insomma se uno non li distrugge direi che può utilizzarli, e potete fare solo questa parte di escursione appunto legata all'acqua. Non consigliata d'estate perché sarà pienissimo di zanzare, già adesso sono stata a punta e siamo al 1° maggio. E mentre appunto torno indietro verso la macchina, visto che mi annoio un pochino, visto che è tutto un dritto, vi lascio il videino di Relive. Vi ricordo che c'è la traccia GPS linkata in descrizione, vi riporta al sito di Komoot che uso solitamente. Se il video ti è piaciuto lascia un like e commenta se farai almeno uno dei pezzi di questa escursione. Ti ricordo per sostenermi di iscriverti e attivare la campanella in modo tale da non perderti i prossimi video. Questo è un modo di sostenermi in maniera gratuita, ma se vuoi sostenermi in maniera un pochino più concreta puoi farlo attraverso il tasto grazie con una donazione a tua scelta, o attraverso il tasto abbonati. Potete appunto abbonarvi al canale a meno di un caffè al mese e avere numerosi benefit, tra cui appunto l'accesso anticipato a tutti i video che carico. Vi ricordo che in descrizione, oltre alla traccia GPS, ci sono anche i link a tutti i miei social. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video dicendovi have a nice life.